La Yamaha ha deciso la sorte della sua scuderia. Il 9 volte iridato Valentino Rossi correrà fino alla fine della stagione 2020, ma dall'anno successivo abbandonerà la squadra ufficiale. Per lui ci sono varie opzioni, tra cui unirsi al team Yamaha Petronas, ma nel complesso il dottore sa che cosa vuole dal suo futuro. È chiaro che dopo gli ultimi cambiamenti tecnici e con l'arrivo del nuovo capo tecnico, il mio primo obiettivo è essere competitivo quest'anno e continuare la mia carriera come pilota MotoGP anche nel 2021, ha affermato. Intanto Maverick Viñales ha rinnovato il proprio contratto fino al 2022 e la Yamaha ha già deciso chi affiancargli. Il nuovo pupillo della casa giapponese sarà Fabio Quartararo, che ha firmato un contratto per il biennio 2021-2022. Con questa mossa Lynn Jarvis e Massimo Meregalli, i direttori diretti del gruppo, sono riusciti ad aggiudicarsi il talento francese prima della Ducati, anche lei in cerca di giovani piloti. Il futuro di Krzysztof Piątek potrebbe essere lontano dal Milan. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic nel capoluogo meneghino, l'attaccante ha perso il posto da titolare nella formazione di Stefano Pioli e, visto che è riuscita ad attirare l'attenzione di alcuni club di Premier League, potrebbe decidere di lasciare l'Italia. Tra le società interessate figurano il Chelsea, il Manchester United e il Tottenham, ma secondo il tabloid inglese Daily Star, il West Ham sarebbe tra i più coinvolti e avrebbe anche già presentato un'offerta al Milan per aggiudicarsi il giocatore. Prestito con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro. Da parte sua, la società rossonera preferirebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso, la corsa per il polacco classe 95 potrebbe essere dura e il West Ham dovrà fare i conti con la concorrenza di altri grandi club inglesi. Non manca molto alla fine di questa sessione di calciomercato e la Roma è attivissima sia in entrata che in uscita. Tra i possibili nomi in partenza figura Alessandro Florenzi, corteggiato dal Valencia, che vorrebbe portarlo in Spagna prima della chiusura della finestra di mercato. Per quanto riguarda gli acquisti, invece, i capitolini si preparano a dare il benvenuto a Gonzalo Villar, mentre l'arrivo di Carles Perez potrebbe tardare un po', visto che il Barcellona sta spingendo per inserire nell'accordo un diritto di ricompra del giocatore. Le trattative potrebbero chiudersi con un diritto di prelazione del club blaugrana in caso di futura cessione dell'attaccante. Sembra che l'avventura di Alexis Sanchez in Italia sia quasi giunta al termine. L'attaccante classe 88 infatti non è riuscito a lasciare un segno nell'Inter di Conte, complici anche i problemi fisici e l'affiatata coppia Lautaro Martinez e Lukaku. Ora il tabloid inglese Mirror ha diffuso la notizia. Il Manchester United sarebbe pronto a puntare di nuovo sul giocatore, accogliendo la Old Trafford alla fine del prestito italiano. Ed Woodward, vicepresidente dei Red Devils, avrebbe già informato il calciatore e il suo agente dell'intenzione del club, che non vuole assolutamente lasciarlo andare. È vicino quindi il ritorno di Alexis in Inghilterra, come confermato dallo stesso Solskjaer, che nella conferenza stampa alla vigilia del derby di EFL Cup contro il City ha dichiarato: in estate tornerà qui e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati.